Per quanto riguarda lo IOV, noi siamo passati da dei percorsi di triage interni a un percorso unico esterno, quindi abbiamo un triage dedicato, un'accoglienza esterna all'ingresso sud, nella zona cosiddetta ambulanze, e l'andamento è un andamento che possiamo definire controllato, quindi che va bene. I cittadini, i pazienti, i cittadini, ma anche gli accompagnatori hanno capito, capiscono la situazione. Vengono consegnati i dispositivi, le mascherine chirurgiche a tutti i pazienti, quindi che poi accedono una volta superato il punto di triage esterno, mentre gli accompagnatori, se proprio non è necessario, rimangono all'esterno. Questo per rendere i percorsi interni all'ospedale più sicuri possibile. Abbiamo, come poi è stato detto anche dai colleghi, abbiamo anche noi sospeso le attività chirurgiche che sono differibili, e qui c'è la valutazione dei medici, dell'equipe dei medici, che valuta di volta in volta, caso per caso. Questo riguarda anche l'attività ambulatoriale. Sono fatte salve ovviamente le prestazioni urgenti, quelle B, quindi entro i 10 giorni, e i controlli, tenuto conto proprio della peculiarità anche dei nostri pazienti oncologici. L'attività libero-professionale è sospesa, abbiamo chiuso gli sportelli del CUP e quindi potenziato gli accessi via web o telefonici. I referti vengono inviati come di consueto via web o, se ci sono difficoltà, tramite servizi postali, e anche la distribuzione diretta di farmaci viene garantita fino a 3 mesi, però nei casi anche qui che sono valutati di volta in volta dai nostri oncologi. Il messaggio che noi possiamo lanciare ai malati oncologici è che stiamo facendo tutto il possibile per rendere, come ho detto prima, l'ospedale sicuro. I percorsi li abbiamo attivati. L'importante è che anche per i malati oncologici, se non ci sono delle valide ragioni per uscire di casa e accedere, restino a casa. Abbiamo messo a disposizione linee, mail, web, il telefono